Questo centro si chiama Cambiamento Maschile, è nato 10 anni fa a Montebelluna e da 10 anni noi lavoriamo appunto sul territorio per aiutare gli uomini a rielaborare la violenza agita. E quando parliamo di violenza non dobbiamo ricordare, è giusto farlo, ma non dobbiamo ricordare solamente questi gesti estremi che portano a togliere la vita a un'altra persona, ma tutte quelle forme di controllo che quotidianamente un genere esercita sull'altro. Prima è stato detto che una donna su 3 nell'arco della sua vita ha subito una forma di violenza, questo vuol dire che un uomo su 3 nell'arco della sua vita ha agito una forma di violenza. Quindi la violenza è la cosa più democratica che possa esistere perché appartiene a tutti. Siamo nati in questa cultura che permette forme di controllo su un'altra persona, che accetta, che valida, che consente. È ora di finirla, perché appunto ogni 72 ore non possiamo ritrovarci in piazza per manifestare il nostro dissenso verso questi gesti estremi. Dovremmo lavorare ogni minuto per prevenire queste cose, facendo cultura, parlandone, aiutando. Che cosa si occupano i CUAV, cioè questi centri per uomini autori di violenza? Noi accogliamo gli uomini che accedono al nostro servizio più o meno volontariamente, sia su forme indirizzate, io le dico spintanee dalla legge, ma anche uomini che si rendono conto che nella loro relazione non c'è qualcosa che non funziona, nella loro relazione affettiva non funziona e quindi vogliono capire perché. Il nostro percorso non è un percorso facile, dura almeno un anno, sono incontri settimanali e prima di accedervi c'è tutta una serie di colloqui individuali per capire se effettivamente le motivazioni sono fondamentali e possono sostenere anche questa forma di cambiamento. Il cambiamento è possibile a qualsiasi età, a qualsiasi momento della propria vita, perché appunto la violenza, come dicevo, è la cosa più democratica che esiste. Non riguarda una nazionalità, non riguarda un titolo di studio, non riguarda uno stato sociale, non riguarda un'età biologica, non riguarda il colore della pelle, non riguarda la lingua che una persona può parlare, riguarda tutti. L'unica cosa che accomuna i vari autori di violenza è il genere maschile, cioè sono uomini che hanno imparato ad agire in questo modo. Io lo dico in modo disfunzionale, cioè che non funziona perché non porta al rispetto, non porta alla reciprocità e non porta soprattutto a quel benessere altrui e proprio che è necessario per vivere relazioni affettive sane. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio Katia, una carissima amica, una donna che crede in queste manifestazioni, in questi valori. Ringrazio la famiglia Ballan per il loro coraggio e la loro presenza e ringrazio tutti voi perché anche semplicemente il rumore di una chiave che magari ricorda la chiave di casa dove tutti pensiamo che all'interno delle mura domestiche ci sentiamo protetti, ci deve ricordare che proprio all'interno di quelle mura domestiche il più delle volte vengono agite violenze e vivono storie di dolore e di violenza e di controllo e di sopruso. Grazie a tutti.